Benvenuti a una nuova lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. Oggi spieghiamo la parola tascio. Ripetete con me: sei un tascio. Potete migliorare. Nella Sicilia orientale tascio diventa zaurdo. Noi per facilità spiegheremo tascio, anche perché cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia. Il tascio ha una certa funzione sociale, attira l'attenzione ed è accattivante come una bella donna. Infatti tira più un video tascio che un carro di buoi. È figlio del paradosso, tutti lo snobbano, ma di fatto è la vera fonte di reddito della classe benestante che vive nel lusso grazie al tascio che spende soldi in cose tasce. Il tascio ha una sua cultura e i proverbi nascono tasci, poi tradotti in italiano. Anche il tascio vuole la sua parte. Morto un tascio, se ne fa un altro. L'erba del vicino è sempre più tascia. Dio li fa e poi li attascia. L'amore non è bello se non è un po' tascerello. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è tascio. Ditemi se non è la verità che i proverbi nascono tasci e rendono molto meglio. Ripetete con me: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è tascio. Il tascio può essere consapevole, non gli importa del parere altrui. È un figlio di Seneca, ma non sapendo chi è Seneca gli sembra un'offesa e ti risponde: tua madre è Seneca. Veramente Seneca era un uomo. Allora varicci Seneca a tuo padre. Inconsapevole, pensa che i tasci siano gli altri e se lui è in spiaggia con la birra ghiacciata, la musica a tutto volume, la pasta al forno, vede un gruppo di persone che passa, lui erutta col botto e fa: ci sono troppo tasci in giro. Ma il migliore è il tascio coi soldi. Esprime la sua tascitudine attraverso gli accessori griffati. La sua abbronzatura è 365 giorni l'anno ed ha una cura geometrica per le arcate sopraccigliari. Riesce, malgrado una cura estetica meticolosa, a rivelare la sua natura grazie ad una trascurata cura della sintassi, dicendo frasi come: amo, guarda che bella camicia che mi ho comprato, questa è camicia, non le cose tasce del mercatino. A ristabilire equilibrio sociale però c'è il tascio simpatico, particolarmente socievole, mette balli di musica latinoamericana e fa ballare tutti, pure quelli che un attimo prima avevano detto: mamma mia che sono tasci quelli. C'è da dire che spessissimo il tascio viene bullizzato dalla categoria radical chic. Attenzione però, perché anche il solo utilizzo del termine tascio è tascio. Quindi quando qualcuno vorrebbe levarsi a persona d'alto rango dicendo: oh guarda che tascio, in quel momento lui è un tascio. Ripetete con me: oh guarda che tascio, sei tascio. Ci vediamo alla prossima lezione di Stampatello Siciliano, la lingua che ti dà una mano. E la mia casa è Piazza Grande.